Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, a questo appuntamento live del nostro GRTG di Friuli TV, web giornale, edizione giorno. Allora andiamo subito a vedere cosa è accaduto nelle ultime ore dalle nostre parti. Procedono a ritmo serrato le indagini coordinate dalla Procura di Pordenone, operative sul campo da parte dei Carabinieri, del fatto di sangue accaduto nella notte tra sabato e domenica a Maniago. La cronaca: due ragazzi hanno cominciato a litigare tra loro quando uno dei due è stato un coltello, ha colpito un terzo che si è messo in mezzo, finito successivamente all'ospedale di Pordenone con diverse ferite da taglio, ma per fortuna non gravi. Ad allertare i soccorsi e i carabinieri, la titolare di un esercizio pubblico della piazza dove il giovane ferito ha cercato riparo insieme alla fidanzata. Facevano parte di un gruppo numeroso di ventenni, venivano da fuori, forse dalla vicina Montereale Valcellina, racconta l'esercente, aggiungendo di aver cercato di tranquillizzare il giovane e la ragazza e di aver aspettato con lui l'arrivo dei sanitari e dei militari. Sotto osservazione comunque le telecamere presenti nella piazza di videosorveglianza. Adesso andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Su 2.136 tamponi molecolari sono stati rilevati 88 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,11%. 5.872 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 556 casi, il 9,46%. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 41, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 479. Nella giornata odierna si registrano 5 decessi. Restiamo in tema di salute. Sono 26 le morti improvvise di persone al di sotto dei 50 anni su cui nell'ultimo anno sono stati svolti accertamenti clinici nell'ambito del progetto Registro regionale delle morti cardiache improvvise per risalire alle cause esatte del decesso. Si tratta per lo più di uomini, 22 casi, e in generale di persone tra i 41 e i 50 anni. Ad oggi 3 famiglie sono già state arruolate in un percorso di screening cardiologico di primo livello e quindi di prevenzione primaria di eventi potenzialmente fatali. Sono i primi risultati dell'attività svolta nell'ambito del progetto istituito con una legge regionale 26 del 30 dicembre 2020 e presentati oggi all'ospedale di Catinara di Trieste. L'associazione Euretica, con il patrocinio di Fondazione Friuli, AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule e Associazione Culturale Don Gilberto Pressacco, in collaborazione con Friul Tomorrow, ha promosso per venerdì prossimo alle 11 alla sala gare del Palindor Ovidio Bernes di Paderno in Udine la consegna dei premi Friuletica 2021. Interverranno per l'Associazione Euretica Alessandro Grassi, per l'Ateneo di Udine Flavio Pressacco, dirigenti sportivi e amministratori istituzionali. Stante la situazione della pandemia ancora in atto, l'evento si terrà nel rispetto delle normative anti-Covid. Si accede alla struttura solo se in possesso di Green Pass rafforzato. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Vi diamo appuntamento più tardi per altri aggiornamenti live. Chiaramente per altre notizie potete consultare il nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.